Amici di Sportissili, ciao da Salvo Geraci, siamo live dal Giorgio Matranga di Castellammare del Golfo, provincia di Trapani e Castellammare Casteldaccia, giornata numero 21 del Girone A di eccellenza siciliana. Batte Fazio, il tiro su raso terra di Paola. Parte Ribaudo, bello il pallone, il colpo in mezzo con Frisella che lotta da terra. C'era stata anche la caduta di Arcoleo. Azione che si è sviluppata in maniera rapida. Occhio alla punizione di Messina, Calandra in angolo. Ancora Camiolo verso il centro, Mocero scambia con Fuschi, altro 1-2, il tiro di Fuschi al volo, parata. Il pallone arriva a Mocero, leggermente sporcato prima da Terranova, ancora Mocero contro Tarantino. Non un cliente facile, prova il tacco, anche fortunato il pallone in mezzo, Fuschi non riesce a calciare verso la porta, era praticamente fatta. Rischia Prestigiacomo, anche Raia, data la pressione di Ba che recupera, mette giù il pallone, Ba non calcia, nulla secondo l'arbitro. Schema, occhio, Mozzero, tiro di Paola. L'angolo battuto da Pucci di testa, il gol da parte di Danny Mozzero, 1-0, Casteldaccia, che dopo averci provato più volte trova il gol di testa con Mozzero, 1-0. Occhio alla Castellammare che propone al limite, pallone recuperato da Ribaudo, Mancino, centrale Calandra, rimane lì il pallone con Guaiana che non approfitta. Occhio al pallone morbido di Sferruccia, il gol di Giovanni Sferruccia che fa 2-0 e indirizza la partita a questo punto. Guaiana la lascia scorrere fuori, batte la rimessa immediatamente, piazza il cross dentro, Taibi ha provato a staccare Messina, in scivolata il salvataggio di Fazio, ancora Tarantino. La rimessa lunga di testa, Andola Ba, accorcia il Castellammare con il gol di Malik Ba, 2-1. Frisella dalla bandierina, parte col mancino diretto in aria, Prestigiacomo di testa, quello Bosco, la rovesciata di Guaiana, il colpo in porta di Taibi, 2-2, ce l'ha fatta il Castellammare a pareggiarla, la mossa dalla panchina di Cardinale con Dario Taibi al rientro dalla squalifica di 3 giornate, fa 2-2. La va a battere lunga, Prestigiacomo allontana di testa, va, si coordina, va con la conclusione. Mancino verso il primo palo, deviazione di Mozzero pericolosissima, calcio d'angolo. Milana voleva l'1-2 con Frisella, di testa Mozzero, c'è soltanto Caronia che se la allunga un po' troppo e allora pallone per Sferruzza, occhio al Casteldaccia che potrebbe avere il match point, il mancino alto da parte di Sferruzza, vicinissimo al 2-3, finisce proprio adesso la partita 2-2 tra Castellammare e Casteldaccia. Gli ospiti potevano compiere il colpaccio più assoluto